Arrivati gli autoregalini. Da dove iniziamo? Facciamo gli unboxing, come si usa a fare. Prima di tutto io aprirei la custodia. Perché di sì, ma a parte il perché di sì, con questo intanto posso mettermi bene la GoPro. Io non so questa. No, questa è una cosa tipo pettorina, non è questa. Cavolo, deve ancora arrivare allora, mi sa. Ah, infatti. Vabbè, questa è la clippetta che dopo proviamo. Questa, un'altra clippetta per il cappello, dopo proviamo anche questa. E questa è per la testa. Allora, dunque, un attimo di perplessità, perché o mi manca un attacco o potevano farla meglio, perché io ho questo, però volevo utilizzare lo sgancio rapido GoPro, e per utilizzare lo sgancio rapido GoPro io qua non ho niente, perché questo è quello che va a vite e questi sono tutti sganci rapidi, e altri che ho sono così con l'adesivo. Quindi per cui, fino a nuova soluzione, devo staccare questo e attaccarglielo qua. Vabbè, facciamo così. E viene qua, sperimentiamo. Mi sembra intanto se faccio così balla, no? Quindi già una cosa. Dopodiché l'inquadratura credo ci voglia per le prime volte almeno il telefono, cioè tipo io sto guardando questo, vediamo. Non so se sto inquadrando giusto, forse se devo abbassare un po'. Questo ce l'ho al centro degli occhi. Vabbè, comunque sì, un po' balla, ma comunque è una cosa interessante. Proseguiamo. Il carica batterie, mettiamo subito immediatamente in carica. 1, 2, 3 carica batterie, e questo è USB. Io ho l'hub che carica pochissimo, quindi devo trovare se ho una presa, che mi pare che ce l'ho qua, che da 220 porta USB. No, ce l'ho di sopra, devo andare di sopra, devo tornare nella mia abitazione. Sì, dai, qua non c'è, anzi no, non vado a prenderla di sopra perché è giunto il momento di sperimentare questo. Sì, vediamo di non tagliare fuori robe che non devono essere tagliate. Vediamo. Questo è quello che andrà al posto di quest'hub. Questo era più carino forse, però questo qui dà pochissima alimentazione, mentre questo gli dà l'alimentazione completa e anche il pulsantino acceso spento. Bella cosa. Bene, quindi improviamolo subito. So neanche se sto inquadrando bene, anche se devo rifare le riprese a dopo, se vanno bene così, che ci vuole l'app, ma sto facendo gli aggiornamenti. Vedi qua, questo dopo sarà attaccato dentro, là c'è il buco, verrà fuori dal buco tutto ben nascosto, fascettato, e sarà attaccato così. E io qui ho il pulsantino, eccolo qua, acceso spento. Questo è l'acceso, che carino, c'è anche il LED. Tac, subito le batterie della GoPro. Questo dovrebbe essere anche un po' più grandi come batterie. Dopo vabbè, sono comunque robetta rock. Questa è 1290. Su, salute, try. Allora si mette per così, quindi una, ok, rosso che in carica, 2, rosso che in carica, 3, rosso che in carica. Perfetto, buono, molto buono. Butta via squasse, che questo non serve più a niente, butta via anche questo, anche questo. Ci riempiamo di robe inutili, butta via tutto, puliti. Bastoncino, questo ne parlavano molto bene su Amazon, speriamo che le recensioni abbiano quel filo di veridicità. Sembra già molto più serio di quello che avevo. Questo ha, perfetto, ha dei piccoli blocchi, scatti per non farla girare. Ma vediamo, anzi prima di vediamo subito. Allora, questo mi serve, che ce l'avevo, perché io preferisco sempre avere gli attacchi a sgancio rapido per non dover ogni volta svitare, riavvitare tutto quanto. È una rottura di balle. Dai.
quindi questo, tac, questo, tac, e adesso ci attacchiamo la GoPro. Va qua, quindi non puoi vedere, sì che puoi vedere, eccola, sempre dentro lo sgabbiotto, vieni fuori dallo sgabbiotto. Allora, abbiamo attaccato questo, quindi adesso devo attaccarci questo qua che è lo sgancio rapido e la cover, che per ora ho quella subacquea, vediamo se salta fuori quella aperta, se no arriverà nella prossima spedizione. Vabbè, mettiamolo così. Fammi anche. Buon, entriamo. Allora, così è normale, mi sembra abbastanza serio un robusto. Ah, c'è anche la clippetta. Ah, no, eccolo qua, dai, ha la clippetta di sicurezza, gli dai un mezzo giro. No, dai, buono, sono buono, molto buono questo. Anche l'impugnatura in gomma a piuma, simpatico. Sì, mi senti con la voce un po' smonata, ma è un periodo che passa subito. Ci mancherebbe. Allora, qua c'è il discorso di girare per chiudere, quindi verso di qua, giusto? O di qua, come vuoi che ti giro? Di qua. Ok. Buono, insomma, molto buono, basta solo prendere un po' la mano nel girare, no? Chissà se l'inquadratura sarà giusta. Proviamo, indossiamo. Sei sopra il mio testolino e fuori c'è il cane pericoloso. Cane pericoloso! Io buono, faccia pericolosa. Allora, perché ho questo qua che non mi ricordo? Ah, la pettorina per il Barabau questa. E con 50.000 milioni di miliardi, di triliardi di attacchi. Come mai? Come mai tutti questi attacchi? Sai quello che serve a me? No. No, quello che crea, quello che va sotto là. No, devo provarla subito. Non so neanche se era della sua taglia, ma l'ho presa, costava 8 euro. Ho detto, ma sì, dai. Che carina. Chissà come va messa. Ah beh, ma gli sganci, vedi. Ok. Da che la proviamo? Amy! Qua sei? Vieni, ciccia. Vieni che proviamo sta roba. Ciao mister! No, tu, vuoi provarla tu? Vuoi provarla tu? Come facciamo? Proviamo. Fermare. Vedi che non vuoi. Amy, vieni. Dai, tu non vuoi. Tu non vuoi. Dai. La vuoi o no? La mettiamo su? Dai. Mettiamo su a suino. Vuole suino? Vuoi o no? Vieni tu Amy, dai che proviamo bifolchi, brava. Cosa vuoi? Non l'hai voluta la pettorina? Dai, non l'hai voluta, cosa devo farti? Come funzionerà adesso? Credo che funzioni così, ecco qua. Wow, taglia perfetta, accidenti. Che roba? Quello davanti, qua sotto. Che roba, Amy, perfetta lì. Ma si può mettere anche qua, o anche qua sotto, ma sì, uguale. Adesso vai a bestemmiare i cani con la GoPro, così fai vedere come fai le cose pericolose. Aspetta Cranti, no che tu, no, mangiarli. Devi sempre mangiare tutto, dai, quella brava. Quella è, Aspetta, una più dritta, così, eccoci qua. Vuoi gatto, Vuoi gatto, vuoi vedere il gatto? Vuoi gatto? Forse è meglio metterla sotto, sì, vedi? Tu la stringere un po'. Vieni qui, Amy. Vieni. Suino, lasciami stare il mio cane pericoloso. Qua balla, da tirare chissà come. Chi c'è? Vai a vedere il gatto, dai, vai a vedere il gatto, vai il gatto.
Boh, dai, prova resistenza superata. Ti piace, Amy? Ma forse sta meglio anche sotto, sai, secondo me, vediamo. Ok. Guarda che bella stecchetta che gli abbiamo tirato, eh? E vabbè. Ti morde le caviglie sto brutto suino. Mi. No, balla un casino là. Sì, una mezza cagata. Vieni Amy. Vieni madame. Ok, abbiamo capito. Vieni qua che la togliamo da qua. Vieni Cuccia. Abbiamo capito che è una mezza cagata, vero Amy? Una cagata. Beh no, aspetta, sono stato un po' avventato, poi le recensioni dei pezzi le faccio meglio, con più calma, adesso ho fatto giusto lo spacchettamento così alla cacchio. Cosa succede? Io davanti avevo messo tutto sto ambaradam che è lungo, quindi ovvio che balla di più. Se no c'è questo qui diretto e questa gliela attacchi direttamente qua. Ovvio che è più corto, quindi va decisamente meglio. Certo che l'accessorio che mi serviva di più della GoPro è quello che non è arrivato, porca miseria. È la custodia lì aperta, perché ora è sempre in quella subacquea, non si sente niente. Tipo adesso facciamo un esperimento, parlo a voce normale, diciamo non voce alta calcata, mentre così parlo a voce calcata. Vediamo, vero cane? Primo adesivo collocato qui, tra l'altro con questo sistema non solo può andarmi su e giù, ma anche angolare, sinistra e destra, sembra una buona cosa.